Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Oggi siamo con Francesco, lei Isabel, e scaleremo questa magnifica torre campanaria del Duomo di Cologna. L'accompagnatore infatti l'ho appena citato. Adesso siamo nei giardini interni del Duomo. Sto inquadrando la vecchia torre mainarda del vecchio castello colognese, perché Cologna fino a 300 anni fa aveva una cinta muraria, di cui questa è una delle torri superstiti, e questo è il Duomo. Siamo pronti per entrare. Ecco, comincia adesso la scalata. Un po' buio qua, sì sì. Perché sì, toast. Facciamo gli Indiana Jones. Sì. Ah sì? Ah signore. Eccolo qua. Sono installati i ripetitori, Adesso dovrebbe esserci una rete. Sì. Teoria, per coprire il buco. Ed ecco qua. Queste sono le scale. Qua ci sono un bel po' di amici colombi. Sì. Voi andate su. Sì. Se c'è la rete mettetela, ma mi sembra che non l'abbiano. Non l'hanno rimesso a posto. Non so, non vedo niente là. Sorridi? Sorridi? Con la mascherina? Sì, sì. E dopo, Sì, ci vediamo dopo. più tardi. Sì, Andate su e vi chiudete le porte qua dietro. perfetto. Basta solo tirarle. Ah, ok, ottimo. Sì, sì, sì. Ok? Bene, Bene, grazie mille. la ringrazio. Siete pronti? Buona passeggiata. Sì, mi raccomando, fate attenzione. E qua si vede il Duomo. L'ultima volta che sono salito, Sì? però non filmare le scale perché No, no, no. Meglio non guardarle. E tu non pestare gli ossicini. Non guardare giù. perché non devo guardare giù? Voleva venire anche con l'Italia. Eh sì? Io non mai venuto. No? Porto io vorrei notare che sei un maiale. Perché? Fate attenzione a questi. Saltateli. Com'è? Sapete perché questi scalini sono messi così? Adesso ve lo spiego. Perché il giorno 27 aprile 1945 ci fu una cannonata sparata contro il Duomo, quindi contro il campanile. Dei tedeschi nazisti che erano asserragliati vicino a San Felice, convinti che ci fossero degli americani nascosti dietro qua e che gli americani utilizzassero come punto di osservazione il campanile, spararono un colpo di cannone. Ora, questo colpo di cannone non demolì il campanile. No. Dicevo, questo colpo di cannone non demolì la torre campanaria per la semplice ragione che si trattava di un colpo di una palla vuota, un colpo cavo che avrebbe dovuto rimbalzare dentro il carro armato e distruggere il carro armato, ma era inefficace contro gli edifici. Siamo già arrivati in cima? Sì, per fortuna. Facciamo un instant del panorama.
Sconsigliato se soffrite di vertigini. E adesso i nostri amici piccioni se ne sono andati e ora siamo in cima alla cella campanaria. Ragazzi, è una meraviglia. Queste sono le 5 campane di cui fra poco inizierò la descrizione. Allora, siamo appena arrivati qua sopra la cella campanaria. Ecco Isabel e Tost, miei accompagnatori. Questa torre fu progettata dal patrizio veneziano Antonio Diedo, ricordato per avere progettato anche un'altra torre campanaria che è quella di Breganze e che ha un impianto simile a questo. Questa torre è nota per essere al 29° posto fra le torri campanarie più alte d'Italia, almeno così è riportato dal sito campanologia.org. Questa torre fu costruita tra il 1841 e il 1853, come si può leggere da una lapide posta sulla porta del campanile, che dice lineato dal veneziano Antonio Diedo, che lo portò all'altezza che tu forse ammiri, per poter ammirarlo in tutta la sua grandezza. Ecco, una cosa del genere, testualmente, adesso non me lo ricordo. La storia del campanile qua è altresì interessante perché come avevo citato all'inizio, Cologna fino a 300 anni fa era dotata di una cinta muraria e in questo assomigliava quindi a Montagnana. Ora di questa cinta muraria erano rimaste alcune torri e questo campanile fu costruito proprio sopra una di queste torri. Questa torre in particolare si chiamava la Mainarda e dell'intero complesso sopravvive a tutt'oggi la torre che avevamo inquadrato prima e che è questa, che è la torre Flavia. La costruzione del campanile fu accompagnata da una serie di problemi di valutazione, soprattutto a livello economico, perché in origine si era pensato di edificarla, ciao Tost, proprio sulla torre che avevo appena inquadrato, però costruirla lì costava troppo e allora alla fine si decise di edificarla su questa torre qua che è la Mainarda. Ci furono un bel po' di problemi economici, tanto è vero che l'idea di costruire un campanile per un po' fu abbandonata all'inizio. C'erano già delle campane all'epoca e queste dove furono lasciate furono installate sopra la torre civica che potete vedere qua, da qua su, la torre civica. Così che il campanaro che c'era all'epoca, il signor Felice Pasetti, eccola qua la torre civica, doveva andare ogni giorno a suonarle lì, però suonarle ogni giorno lì era un po' difficile perché la torre civica è un po' angusta. E allora che cosa si decise? Il signor Pasetto andò dal curato che c'era all'epoca, siamo negli anni 30 dell'Ottocento, e che si chiamava Don Sante Brogioni, e gli disse: senti, facciamo una cosa, sentiamo le suore cappuccine che stanno proprio qua vicino. Gli chiediamo di tirar fuori la vecchia campana che avevano nel convento e la facciamo portare in giro per Cologna, così che i colognesi si renderanno conto del problema, perché all'epoca era un problema veramente enorme avere il campanile. La campana fu fatta portare e alla fine il progetto del campanile fu approvato e fu realizzato nel 1853. Cosa sta facendo Tost? Ah sì, il signor Tost tenta di fare l'Indiana Jones sopra una balaustra che potete vedere qua, eccola qua in cima. Ed è la balaustra di rame in teoria, ma non so di preciso il materiale, che di ferro, ecco, che dovrebbe portare fino alla cuspide. Adesso non so chi abbia avuto il coraggio di avventurarsi fin là sopra, però insomma si fa sempre tempo per ammazzarsi, come si dice. Qua potete ammirare il panorama, in particolare abbiamo qua il Duomo, la torre civica, eccola qua,
il Duomo. Tra l'altro vale spendere una parola anche sulla torre civica, perché avevo chiesto al comune di poterla visitare, però mi hanno detto di no perché a quanto pare ci sono problemi di sicurezza. Nella torre civica, che fu edificata a partire dal 1555 e riampliata più volte sino al 1842, è installata una campana che rintocca a tutte le ore e che si chiama Saint-Simon. Saint-Simon è antichissimo e difatti porta la data del 1714. Perché cito il Saint-Simon? Perché fino agli inizi del Novecento qui a Cologna scorreva il Gois in mezzo. Poi fu deviato per problemi di inondazione continui. Ora immaginatevi cosa voleva dire deviare un fiume con pale e vanghe alla fine dell'Ottocento, e si dice che il diavolo abbia navigato sulle acque del Gois, si sia fermato davanti alla torre e gli abbia detto: Saint-Simon, Saint-Simon, rivolgendosi alla campana, se non ci fosse tu, di tutta la città ne farei un boccon, cioè la mangerei tutta in un colpo. Per quanto concerne il concerto campanario, su questa torre è installato, è installato un concerto campanario di 5 campane in re, almeno così è segnato ufficialmente sul censimento. In verità, da musicista non sono molto convinto, perché è un suono più calante che tende più al do diesis, diciamo. Però insomma è segnato ufficialmente come re e io mi baso su quelle indicazioni. Il concerto è stato fuso a più riprese tra il 1876 e il 1920 da vari fonditori. In particolare la prima campana, eccola qua il campanone, il Re 3, ha un diametro di 1352 mm e pesa 1483 kg. La seconda campana, il Mi, ed è stato fuso nel 1885 da De Poli di Treviso. La seconda campana, il Mi 3, ha un diametro di 1187 mm e pesa 995 kg e fu fuso nel 1876 da De Poli di Treviso. Poi abbiamo il Fa diesis 3, che ha un diametro di 1078 mm e un peso di 726 kg e fu fuso nel 1876. Il Sol 3, diametro 988 mm, peso 571 kg, fuso nel 1876, e infine La 3, che credo proprio sia questo, che ha un diametro di 880 mm e un peso di 410 kg. Questo rifuso nel 1920 dalla Fonderia Cavadini. Questo concerto dovrebbe suonare esattamente tra mezz'ora, dato che oggi alle 5 c'è la messa, e suonerà in plenum, vale a dire tutte le campane contemporaneamente, e sono veramente belle da sentire. Vi invito ad ascoltarlo perché merita. Queste campane, tra l'altro, hanno una caratteristica che non si trova in altri campanili qui della provincia di Verona. Sono dette a slancio perché hanno dei contrappesi che sono abbastanza leggeri. Avendo dei contrappesi leggeri, possono suonare compiendo delle oscillazioni veloci. Cosa che in altri campanili qua intorno non c'è, perché negli altri campanili invece i contrappesi sono molto più pesanti e quindi le campane fanno delle oscillazioni più lente, e questo peso permette loro di andare su a bicchiere, come si suol dire, e suonare alla veronese. Si dice che suonano alla veronese perché ogni campana va su a bicchiere e tornando giù suona delle determinate sequenze secondo degli spartiti musicali. Queste invece no, queste suonano a slancio velocemente, ed è un suono che qua in Veneto è diffuso esclusivamente nelle province veneziane. Qua a Verona c'è solo qui a Cologna, correggetemi se non sbaglio, e a Verona alla Basilica di San Zeno. Bene, io ho finito la descrizione storica, che ve ne pare? Che ve ne pare, Toast? Bellissimo. Cosa ne dici? Bellissimo. Isabel? Bello, bello. I panorami, che ne dite? Molto Belli, eh? Meritano. Bene, allora adesso torniamo giù e vi auguriamo insomma di ascoltare alle 4:30 e a mezzogiorno di ogni domenica questo concerto, perché merita veramente. Vi lascio con il panorama qua di Cologna. Alle 4:30 suono. Sì. Sì, suona alle 4:30, se volete stare qua sotto, sì, ma se ci tenete al vostro udito non ve lo consento. Sarebbe bello avventurarsi su quella balaustra, ma o ci ammazziamo del tutto. No, allora, il problema è appunto che
potresti anche andarci. Sì, ma... Devo provarci. Ma vedi, il discorso è che ti Sì, buonanotte. fino a un certo punto. Buonanotte. E com'era la canzoncina? Io sono Armando, amico di Cafu, ma quando scendo in campo la curva mi fa Ah, Porto, potresti anche far vedere l'orgoglio del leone che sventola. E dov'è? Ce l'ho dietro. È Orgoglio di San Marco che sventola qui da 82 metri. Ah, una cosa, alcune dimensioni, mi dimenticavo. Questo campanile è alto 82 metri e 70 ed ha i lati che sono pari a 8,32 metri. 8,37, ecco. Gli scalini che abbiamo scalato sono ben 266. Non guardare il pochino. Ma sì, vabbè, cosa che passa? Bene, che dite? Torniamo? Porto, Ehi, un po' di nozioni storiche. cioè, Vedi? mm, Quei cartonaccioni lì, quali? qui, Ok, vedi quelle cose lì? sì, Monte di Pietà cinquecentesco. No, non dove c'è il monte, le statue che ci sono. Sì, ah sì, furono aggiunte all'inizio del Novecento, vero? Esatto. Sì. E i catenacci che vedi dietro Sì, furono aggiunti e consolidati Sì. da un muratore del luogo, Sì. un certo Benito Baldiotti, ah, che è il nonno di Toast. Grande Benito, salutiamolo da qua su. che è giusto che no, ma io non ti faccio vedere l'incisione, taglia sta parte, cioè fino a Benito Baldiotti. Bene, ecco la torre civica che rintocca in sottofondo. E questo è il San Simon. Mm. Viene indietro, no, sopra no. No. Ascolta, Che panorama, eh? c'è il Covid, tutto il resto. Qua io sono libero, adesso possono crollare anche le scale. Sì, certo. Dillo ancora. Eh? Ce l'è il Covid lì? No, qua no. No, le campane ci proteggono. Come dicevo, se volete sentirle in concerto, sono sempre ogni domenica a mezzogiorno, anche durante il periodo della quarantena si potevano insomma sentire. Devi fare il panorama 3D. Cosa si può dire? Ah sì, qualche curiosità storica anche su questo Duomo. Allora, qua per quanto riguarda il Duomo, questo Duomo fu costruito dal 1811 al 1817 in stile greco neoclassico e fu consacrato nel 1827, restaurato a più riprese nel 1884, nel 1927 e nel 1976. Una cosa interessante è che la presenza di una chiesa qui a Cologna è stata documentata sin dal X secolo d.C., anche se tracce di edifici religiosi vi sono già dal 1007. Qui la chiesa fu ricostruita una volta nel 1507 e poi riedificata nuovamente tra il 1811 e il 1817 per come la conosciamo. Tra l'altro, Tost, ti dico questa: l'arciprete di Cologna ha il titolo di Monsignor dal 1406. Da quando Cologna Veneta? Cosa accade nel 1406? Non lo so. Cologna fu annessa al sestiere di Dorso Duro per opera del doge Michele Steno e divenne un'enclave veneziana. A tal proposito, Porto, Sì? io protesto formalmente Cioè? Sì? perché noi colognesi potremmo usufruire del traghetto Sì? di Venezia Sì? pagando €1,50, essendo ancora sotto il sestiere del Dorso Duro. Già. Perché Napoleone Esatto. non l'ha fatto. Eccolo. Quindi io mi reputo veneziano. Bravo. E per ritornare a quello che dicevamo prima, il titolo di Monsignor poi fu confermato dal Papa Pio X il 26 dicembre 1904. Tra l'altro le tracce della chiesa praticamente preistorica furono ritrovate nel 1819 quando ci furono gli scavi al Duomo e questo fu documentato in una lettera di Antonio Calafà, che allora era segretario comunale di Cologna tra il 1819 e il 1825. E adesso la discesa. Isabel. Piano, mi raccomando. Perché credi che io soffro i vertigini? Vieni, Porto. Eccomi.
Achio! Venga, passi. Ce la fai? Io ho la precedenza, mi dispiace. Sempre il negretto dietro il grilletto, Occhio toast che stiamo filmando. Ecco qua, non adatto a chi soffre di vertigini. Sì, sì, sì. Inquadra anche il toast che chiude la rete. Sembrano le scale del Signore degli Anelli. Inquadriamo Toast che si dà da fare, che chiuderà la rete che impedisce ai nostri amici colombi di andare dentro. Alle scale piace cambiare. Alle scale piace cambiare. Come Hogwarts. Ecco, no, non le scale del Signore degli Anelli, le scale di Hogwarts. Alle scale piace cambiare. Dentro di Amuchina. Sì, sì, Toast, vedrai. Chissà che caschi giù. Ma no, no, no. Eh? Che è? Piccioni, piccioni. Ecco, vedi? Un risultato dell'annessione di Colonia al sestiere di Dorso Duro è la quantità di piccioni che c'è in queste zone. Su, su, sono creature inoffensive. Non fanno niente. Non fanno niente. Ma va là. Ma va là. Ecco qua, panorama, il finestrone. Tra l'altro, sapete cosa? C'è anche tutta l'area dei sotterranei della Rocca qua, mi pare. Che è quella dove facevano le mostre dei presepi, no? Mi pareva fino a qualche anno fa. Se volevi rimanere su a sentire le campane direttamente in cella, Toast. Credo che vivi un attimino. Poi però diventavi Beethoven, mi sembra. Qua è dove è stata sparata la cannonata, no? Da questa altezza, in teoria. Sai che fine hanno fatto quei cannoni, tra l'altro? Leggevo sul gruppo 6 di Colonia Se, su Facebook. Praticamente i cannoni usati dai tedeschi per sparare qua sono finiti ad Asigliano Veneto. E negli anni 70 i ragazzini ci giocavano. Uno di questi ha fatto partire una granata a un certo punto, così per sbaglio, e allora da quel momento si è deciso che forse non era una cosa simpatica lasciare dei cannoni in mano ai bambini. E quindi furono nascosti. Ma va. Riprendiamo un'altra volta l'assetto delle scale, che è veramente bello. Ma se costruissero adesso una robettina del genere? Cosa? Una scalinata, un campanile così, quanto durerebbe? Ma una settimana, dai. Anzi, non durerebbe perché non verrebbe nemmeno finito. O no? Vedi? Sono di umorismo british oggi, molto british. Ecco Toast che viene giù dalla scaletta del Diedo. Qua. Guarda che veniamo. Beh, sì, sì. Cioè, all'epoca costruivano robe mirabili, Ma prima... Cioè, guardate che roba su cui siamo saliti. cadranno prima gli edifici di New York che questo campanile transporto. Sì, sì, infatti. Comunque questo campanile lo vedi fino a Sarego, no? Quando siamo andati a camminare varie volte. Occhio qua. Sì, sì. Lo vedevo io da coso, da Chieti. A Chieti? Beh, tu sei stato in trasferta a Chieti, quindi... Ed eccoci qua.
Che è? Mi ero impigliata. No, no. Siamo i giovani, i giovani, i giovani. Tu che ricordi, Toast, qual è la porta che dobbiamo chiudere adesso? Questa? Tutte quelle che abbiamo aperto. Esatto. E qui si conclude la discesa. Salutate, ciao Toast! Ciao! Cioè, ciao Isabel! Nella penombra, ma la vedo io. Ed eccoci qua, tornati nel giardino antico del Duomo. Sì, comunque guardate che non è solo il campanile, ma qua c'è un'intera zona che meriterebbe di essere documentata per quello che c'è a livello archeologico, perché merita veramente. Questa, tra l'altro, se non erro, è la casa dei campanari, sempre stata addossata qua al campanile, da cui proveniva il, se non erro, il campanile che citavo prima, lassù in cima, quello che nell'Ottocento si fece promotore di quell'iniziativa, cioè di far portare la campana in giro per Cologna. Bene, direi qua dovrebbe essere l'ingresso ai sotterranei del Duomo, perché esiste anche tutta una rete di sotterranei, credo fossero edilizie militari sotto. E ciao a tutti! Ecco, questa è la cannonata che spiegavo prima, tirata appunto dai tedeschi il 27 aprile 1945 alle ore 12:30, e per poco non facevano venire giù il campanile. Salutate, ciao! Ma adesso ci vai a piedi? No.